Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibille. Sono qui con voi per mezz'ora per rispondere gratuitamente ad una domanda per ciascuno di voi. Vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, che per poter scrivere nei commenti in diretta dovete iscrivervi al canale e ovviamente vi invito a iscrivervi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene, vi ricordo inoltre che siamo presenti su Facebook in diversi gruppi. Alcuni sono nostri, creati appunto dal Marietto e dalla sottoscritta e si chiamano I Casti Sacerdotali, e un altro si chiama Radiestesia, Radionica, Tarologia ed Ermetismo, dunque cercateci. Siamo inoltre presenti da anni con il nostro sito www.ilcapitano.intervista.org, nel quale potrete trovare una sezione, anzi molte sezioni in realtà, dove troverete materiale gratuito da scaricare e materiale appunto di radionica. Siamo il primo sito in Italia per quanto riguarda la radionica. Troverete molti circuiti radionici totalmente gratuiti raccolti in dispense con alcune brevi descrizioni. Se avete dubbi per quanto riguarda l'uso, l'applicazione dei circuiti, o volete iniziare a intraprendere un percorso di apprendimento o con il Marietto o con la sottoscritta per quanto riguarda la radiestesia e la radionica, non esitate a contattarci. Comunque le nostre lezioni o anche i nostri consulti privati hanno il costo di 20 euro e la durata di 45 minuti, indifferentemente che si tratti di un corso o di un consulto. Bene, detto questo, vedo che ci sono degli amici collegati, mi fa molto piacere, sono credo abitué del canale, ma vedo anche nomi nuovi e questo è sempre di conforto. Mi fa veramente immensamente piacere ritrovarvi, vedere che questa piccola famiglia cresce. Nella sezione, scusate, nel sito ilcapitano.intervista.org vi è anche una sezione shop dove potrete comunque vedere quali sono i servizi a pagamento. Bene, detto questo comincio con i saluti. Salutiamo Alli, che si firma Rosaria, Italia, Elisa, Pierluca, Mia Giove, Cristina, Stella, Stefania, Lisa, Antonio, Raziel, Ermanno, Lori, Maria, Dora. Bene, allora vi ricordo che per poter porre la domanda, ovviamente la domanda è gratuita, tutti possono formulare la propria richiesta, ma ho necessità di alcune indicazioni. Dovete mettermi il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda chiara, senza esitazioni o le classiche domande tendenziose, no, nel senso chiedete piuttosto come andrà una certa situazione. Non spetta a me comunque dirvi cosa chiedere, ma in che modalità chiederlo. Vi ricordo però che se chiedete su qualche altra persona e dunque che io guardi qualcosa su qualche altra persona, dovrete mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. Non mi mettete il segno zodiacale, non è una scia energetica abbastanza forte, ho bisogno della data di nascita. Bene. Allora, detto questo, comincio a rispondere in ordine di arrivo. Vediamo un po', la prima domanda è di Rosaria, 14 febbraio 65, e Fabio, 23 novembre 83, faranno pace. Allora, tra l'altro vi ricordo, mentre mescolo, poi mi concentro su questa domanda, vi ricordo che è venerdì e in quanto venerdì questa sera il Marietto e io abbiamo le pulizie radioniche, radiestesiche, dunque per i nostri assistiti, le persone che si sono affidate a noi per mantenere in ordine le loro vite, per in qualche modo mettersi non solo in ordine le loro vite, ma in ordine tutti i loro parametri energetici, dunque ci occupiamo ogni venerdì di questa cosa. Bene, allora torniamo a Rosaria, che vuole sapere se Fabio
e Rosaria appunto faranno pace. Vediamo. Allora, sicuramente c'è stata qualche menzogna, però vedo uno sblocco, eh. Vediamo un pochettino. Allora, sembrerebbe che in passato sia stato scoperto un qualcosa, qualcosa è venuto fuori, qualcosa che tra l'altro è stato giudicato in modo piuttosto duro, che ha creato appunto incomprensioni forti e un allontanamento. Posso dire però che già di recente hanno cominciato a, crearsi dei presupposti diversi. Forse, è successo qualcosa o c'è stato un motivo, per festeggiare o qualcosa che comunque apre la strada a qualche chiarimento, perché come vedi, nel recente passato sembra proprio che qualche situazione abbia portato uno sgravio, uno sgravamento. Al presente vedo che soprattutto tu sei in qualche modo in attesa di veder di riappacificarsi forse, ma anche di ricevere notizie. Non so in che misura, ma sembra che nella vostra situazione comunque sia coinvolta anche una ragazza più giovane, ehm, probabilmente non ha un atteggiamento umile, forse, ha creato qualche diverbio, divergenza e delle probabilmente delle competizioni in qualche modo, o c'è competizione nei confronti di questa ragazza giovane. Ehm, Comunque per quel che posso dirti, secondo me sì, avrete comunque un chiarimento, un colloquio dove vi direte la verità, e questo aprirà la strada a una maggiore comprensione. Vedo appunto che le cose poi si riallineano, sembra, andare per il meglio. Ehm, in questo in questo risultato, in questo esito, ehm, una persona non ha preso esattamente le parti in modo evidente. Non so se, il ragazzo in questione è un figlio o qualcuno comunque a cuore, ma la persona che non ha preso, le parti e che avrebbe potuto anche aiutare, ma che in qualche modo ha cercato di farlo in modo nascosto e comunque poi si è bloccato nella situazione, sembrerebbe un marito, comunque un uomo che a modo suo ha cercato di prendersi cura, però in alcuni casi con il suo modo non ha contribuito alla situazione. Però chiudiamo con la fortuna, dunque devo dire che secondo me andrà tutto bene. Allora, vediamo la prossima domanda. Loredana, 16 aprile 84, Mauro, 20 maggio 78, vuole sapere se le chiederà un altro appuntamento. Va bene, vediamo. Allora, Sibille, vediamo se Loredana e Mauro avranno un altro appuntamento. Vediamo se Mauro glielo chiederà. Mh. Mh-mh. Allora, è un po' così, sembra che qualcuno sia parecchio attaccato alle questioni economiche, però non è male comunque. Mh. Allora, Loredana, diciamo che, qui abbiamo una linea del passato dove, abbiamo, come dire, una situazione che nasce come una buona occasione, nasce come un'amicizia fondamentalmente, no, durante la quale avete cominciato degli scambi, probabilmente messaggi, telefonate,
non credo che siate molto vicini, probabilmente il mezzo telefonico è uno dei più è il mezzo con cui vi siete sentiti di più. Guarda, compare una figura che in qualche modo, ehm, ha creato qualche ostacolo già nel passato, ma è un non è un problemino, perché quello che vedo è che guarda, c'è un non so se lui è separato, perché se lui è separato qui vedo che avrà qualche difficoltà a chiedertelo nell'immediato. Probabilmente ci sono delle situazioni che, subentreranno legate a una questione sua, di tipo forse familiare o una ex moglie, qualcosa comunque qualcosa che in qualche modo interferisce, e, più avanti, dunque non è nell'immediato, ma un incontro, un invito lo vedo più avanti, eh. Dunque, in questo momento non so come mai, ma probabilmente non è, del tutto immune dalle interferenze, dalle influenze di una persona, ma non in senso positivo, perché questa persona dà dei grattacapi, però vedo che effettivamente nel prossimo periodo, dovrebbe farsi avanti, Si farà avanti, ma sai, sempre tentennando, non è proprio slanciatissimo, anche se quando state insieme sembrerebbe proprio che, stiate bene. Effettivamente è dopo che poi sembra sbloccarsi un po' la situazione. Ad ogni modo guarda, non so se sei tu che incontrerai comunque subentrerà un'altra persona. Dunque, vivila spensieratamente, perché comunque per quello che ho visto ci saranno delle belle situazioni ad attenderti. Non so fino a che punto possa essere questo Mauro, però perché vedi che subentra qualcuno, ehm, guarda potrebbe addirittura essere o un avvocato o un dottore, Ad ogni modo vedremo. Secondo me comunque si farà avanti di nuovo più in là. Allora, guardiamo un po' per Stella, che si chiama Cinzia, 3 dicembre '72, chiede se troverà un compagno di vita in futuro. Allora, premesso che le sibille interrogano un lasso di tempo 3, 6, 7, 9 mesi, non di più, è raro, proprio se avete una vita proprio immobile, ferma, allora riescono a vedere molto in là, perché parlano per eventi, salvo che non si faccia un'interrogazione proprio legata al tempo. Allora in base al seme della lama, in base al numero, andiamo a vedere quale periodo, perché ogni seme è collegato a come dire, a una stagione e all'interno e i numeri delle carte possono essere associati a un mese particolare legato a quella stagione, un mese, un segno o addirittura a un elemento, dal momento che per esempio abbiamo i picche che corrisponde all'elemento aria, allora le prime carte, i primi numeri d'aria parleranno dei primi mesi del periodo di giugno, poi le successive parleranno del periodo di bilancia e le ultime del periodo di acquario. Dunque diciamo che ci aiutano un po' a vedere i tempi, ma in una stesa con tante lame verrebbe fuori impossibile determinare il periodo. Però se succederà qualcosa di interessante, cara Cinzia, lo vediamo. Allora, vediamo un po'. Allora, compagno per Cinzia, vediamo. Allora, già al taglio abbiamo qualcosa di interessante, ma sembra più legato a un amore del passato che ancora fatichi a lasciare andare, c'è ancora un sentimento qua, in qualche misura.
Dunque, abbiamo in effetti un boh, ho sentito dei rumori strani. Allora, abbiamo in effetti, per quanto riguarda il passato, delle difficoltà, anche importanti. Non so se sei stata, probabilmente sì, sei stata sposata e vedo che, qualcuno si è veramente intromesso in modo molto pesante in un rapporto che avevi e, generando non poco scompiglio. Adesso guarda, io lo vedo nell'immediato qualcuno che arriva, perché questa è una carta di attesa, ma, che indica l'arrivo di novità. E guarda che arriva la persona giusta. È possibile che arrivi veramente presto, ma nonostante una persona veramente valida si affaccerà al, diciamo così, al tuo orizzonte e qualcuno si farà avanti, però cambierà un qualcosa. Vedi, è come se, mhmm, al di là, diciamo così, della tua volontà emergeranno delle difficoltà, però saranno superabili, anche se inizialmente porteranno, a galla magari dei comportamenti non proprio, bellissimi. È possibile che, alcuni appunto atteggiamenti ti creeranno confusione e dispiacere, però quando imparerai o imparerete in qualche modo a interagire e dunque a, alleggerire un pochettino la situazione, potrà nascere un rapporto di fiducia e da qui in poi anche sbocciare qualcosa di molto interessante. Comunque sembra che si aprirà un buon capitolo della tua vita, con qualche difficoltà, però qualcosa può arrivare. Allora, qui, come abbiamo visto al taglio, ci sono grandi rimpianti per qualcosa del passato, e dunque da una parte fai fatica ad accogliere i cambiamenti, dall'altra hai un grande desiderio di casa, ma forse cioè di casa, di intimità, di un rapporto solido, però è possibile che tu, abbia ancora delle cose su cui lavorare, probabilmente sei stata ferita, e, non è facile ripartire e conquistare o realizzare di nuovo la fiducia con qualcuno o di credere che, in qualche modo qualcuno si avvicinerà a te senza portare dei segreti. Comunque se sarai un po' determinata e, soprattutto lascerai alle spalle il tuo passato, ho visto appunto che qualcosa può veramente prendere inizio. Allora, andiamo avanti, vediamo un pochettino, la domanda di Stefania, che chiede se il marito Giovanni ritorna. Allora, mi raccomando, non fate 5.000 volte la stessa domanda, perché io ho questo déjà vu, Stefania, di averti già risposto forse insieme al marietto. Non occorre che chiediate sempre la stessa cosa, perché tanto non è che da 2 o 3 giorni a 2 o 3 giorni dopo la cosa può cambiare. È normale che verranno delle carte diverse, ma il succo più o meno sarà quello. Dunque, mi raccomando, la prossima volta fai una domanda diversa. Comunque, vediamo, Giovanni, 14 marzo 80, se torna da Stefania, 30 novembre 79. No, perché adesso al di là di te, ma le persone tendono a fare domande a destra e a sinistra finché non trovano qualcuno che gli dice quello che volevano sentire. Allora, messaggero Imeneo, dunque arriva qualche notizia importante legata a un rapporto tra l'altro solido, consolidato. Allora, ascolta, se torna, non torna nel prossimo periodo. Dunque, dovresti far passare un po' di tempo, perché per ora vedo questa cosa. Vedo che anche se ci saranno delle occasioni per poter dialogare, forse
non so se avrete motivo di parlare di un qualche dono, di un qualche regalo che dovete fare o di qualche situazione, riguardante magari, la vostra famiglia. Per qualche ragione vedo che avrete occasione di parlare, ma vedi, non vedo con queste 2 carte un'evoluzione positiva, quantomeno nel prossimo periodo anche se lui sembra avere dei rimpianti, però, ehm, vedi che poi ha degli atteggiamenti e comunque c'è qualcosa che creerà di nuovo gelosia e comunque c'è o qualcuno che si insinuerà nel futuro, non per forza che si insinuerà tra te e lui, ma qualcuno che con le sue parole, con quello che farà, creerà ulteriormente delle incomprensioni. Non ci è dato capire chi, perché la nemica può essere chiunque, non è facile come carta personaggio, parla più che altro di, appunto, pericoli oggettivi, reali, e dunque anche qui, seppure ci sia qualche occasione perché lui si faccia avanti, poi la cosa non sembra proseguire. Qua sembra che però si apra una parentesi positiva, però poi vedi che di nuovo, non vedo un ritorno trionfante, c'è un qualcosa che è da chiarire ancora. Ci sono degli aspetti che sono da chiarire. Allora, andiamo avanti. La prossima domanda Raziel che chiede se Luca, 27 agosto 85, Marco 4 dicembre 88 hanno un futuro amoroso. Allora, vediamo. Luca, 27 agosto 85, Marco 4 dicembre 88. Ok. Allora, qui vedo la possibilità di piacevoli momenti anche di intimità. Mh. Allora diciamo che, ci sono state più occasioni anche in passato per probabilmente incontrare questa persona. Vedi che queste 3 carte parlano di molte opportunità, ehm, ma di qualcosa che nasce in leggerezza, che poi si trasforma e che in qualche modo permette di sognare qualcosa di più. Al momento, al presente, purtroppo non è facilissimo perché forse c'è di mezzo una distanza, forse c'è di mezzo un temperamento, però sembra che si creino delle circostanze, che non fanno, ben pensare nell'immediato. Vedi, tra l'altro ci sono anche figure o che sono gelose o che chiacchierano alle spalle, in qualche modo non sembra che questa cosa nell'immediato sia possibile. Ehm, Più avanti però, ehm, probabilmente, ehm, vedi, non mi sembra uno slancio autentico, c'è un qualcosa che lo frena, qualcosa che frena questa persona. Dunque, uhm, da una parte, tacerà alcuni aspetti. Comunque è possibile che qualcosa nasca, ma comunque io penso che ci sia di mezzo anche una figura che già o per te o per lui, non so chi dei 2, occupi un posto nel cuore di questa persona, okay, però non vedo un no, okay, non è un no. Qualche frequentazione ci sarà,
mh? Ehm, ma non facile, perché avete un po' di cose che remano contro. Allora guarda, un inizio ci sarà, ma penso che uno dei 2 poi perderà interesse per l'altro, e vedi che poi si conclude con un po' un dispiacere, Però qualche te l'ho detto, qualche momento di intimità, qualche cosa ci sarà, non sarà proprio niente, niente, anzi. Allora, vi ricordo che per consulti privati a pagamento potete contattarmi, anche tramite Telegram al numero 347 8702 622. Bene, rispondiamo no, Lisa non ha fatto una domanda. Lori, 28 settembre 64, chiede se avrà una casa tutta sua. Vediamo un po'. Mh. Allora, la carta della donna di servizio è una, carta di, impegno, di darsi da fare, di molto fermento, attività. Dunque vediamo per Lori una casa. Cavoli, che taglio. Allora, mh-mh. Secondo me rimpiangi già un qualche cosa che hai fatto in passato, forse qualche scelta sbagliata o, un qualcosa che comunque non è andato come si deve o magari hai dovuto già, come dire, lasciare una casa che ti sarebbe anche piaciuto avere, no, e vedo che appunto sogni un posto, un luogo dove stare come dire, rintanata, un posto che ti accolga, che ti protegga dal resto del mondo, no, già qua c'è. Ed è possibile anche che in qualche modo, mhmm, tu abbia anche potuto, già in passato forse parlando, riuscire o ad avere informazioni o l'aiuto di qualcuno, nei confronti di questa cosa. Allora guarda, qui sembrerebbe vedi che una casa c'è, però c'è la figura di un uomo dai capelli scuri e nello stesso tempo questa carta che in genere indica delle separazioni. Dunque, io non so se è una questione di separazione o se è una questione di eredità o comunque c'è un contenzioso su una casa. Dunque al momento, o c'è un contenzioso o comunque c'è ancora qualcosa, legato a, proprio a una casa con di mezzo un uomo bruno. Dunque, mhmm, diciamo che, qualche opportunità è possibile che ci sia, che avvenga, a meno che qua non parli di un'asta, di un qualcosa di una qualche occasione che possa arrivare tramite vie legali. Ehm, In futuro vedo comunque una qualche accordo, una qualche offerta che, potrà giungere, o che potrai fare, okay, solo che le notizie che poi arrivano, io non so, come mai, forse conti sull'aiuto di qualcuno o la possibilità che, magari qualcuno ti faccia da garante, c'è un qualcosa comunque, sembra che tu abbia bisogno di un qualcuno o che qualcuno comunque si farà avanti per darti una mano, si proporrà. Però devo dire che nell'immediato non la vedo, c'è ancora da lottare, non è ancora una cosa e vedi che è ancora un po' bloccata la situazione, ma qualcosa cambierà,
perché questa è una carta di sblocco, è una carta di riuscita e questa è una carta che prevede un grande fermento, l'ingresso di un periodo positivo, dalle molte opportunità che possono anche appagarti del tanto impegno che hai profuso. Dunque, magari non subito, però arriverà. Secondo me con questo abbinamento qualche possibilità più avanti si verrà a creare. Bene, allora rispondiamo alla prossima domanda. Dora, ti risponderei anche, ma non hai messo le date, non hai messo niente, c'è solo la domanda, dunque non sono in grado di risponderti. Come ho detto all'inizio, ho bisogno che mettiate il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, se doveste chiedere per qualcun altro o su qualcun altro, ho bisogno anche del nome e della data di nascita dell'altra persona. Allora, purtroppo devo saltarti, vado a Roberta. Allora, vorrei gentilmente sapere se io, Roberta, 1° ottobre 65, Rosario, 14 marzo 60, potremmo continuare il nostro rapporto senza interferenze esterne. Beh, vediamo come andrà il vostro rapporto in futuro, però mi raccomando, non fate sempre la stessa domanda ogni volta che vi collegate, perché, come si dice, si ubriacano le carte. Non siate morbosi.